Torna a prendere la via del mare il cargo Hala B, che lo scorso 26 febbraio aveva accusato un incendio a meno di 3 miglia dal porto di Chioggia. Questa mattina, attorno alle 10, la nave è stata guidata fuori dalle bocche di porto dal rimorchiatore d'Altura Paraggi e da un'altra imbarcazione di servizio e si è diretta al porto greco di Calcide. Ancora lenta la velocità di crociera iniziale, meno di 4 nodi, pari a 7,3 km/h. Le operazioni si sono svolte con qualche ora di ritardo, erano infatti previste ieri, ma il maltempo ha suggerito di rinviarle a oggi. In questi mesi la nave è stata ormeggiata per le riparazioni alla banchina V6 di Val d'Ario. L'incendio si era sviluppato alla sala caldaie. Pronto l'allarme lanciato dalla Guardia Costiera e ai Vigili del Fuoco, i quali sono rimasti impegnati tutta la notte successiva per domare le fiamme. L'equipaggio di 18 uomini era stato comunque evacuato senza che vi fossero feriti né intossicati. Il cargo allora era partito da Trieste per trasportare legname nell'Adriatico. Che il cambiamento climatico sia in atto non lo dice solo Greta Thunberg, ma anche la realtà dei fatti nel mese di maggio, con il drastico abbassamento delle temperature. Il comune di Chioggia corre ai ripari data la segnalazione di sale mensa fredde negli istituti scolastici del territorio, a seguito della recente ondata di maltempo. I problemi riscontrati alla scuola Caccin, alla scuola per l'infanzia di Valli e ultimamente anche alla primaria Marchetti hanno indirizzato il sindaco Alessandro Ferro a emettere un'ordinanza che autorizza l'accensione degli impianti termici di distribuzione e di utilizzo di calore da ieri, martedì 14, al prossimo 25 maggio, per una durata massima di 7 ore giornaliere. Il comune di Chioggia è inserito nella zona climatica E, nell'ambito della quale l'esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito in genere dal 15 ottobre al 15 aprile, salva deroga consentita a fronte di comprovate esigenze. Nei prossimi giorni le previsioni meteorologiche indicano ancora temperature minime sotto la media stagionale nelle ore mattutine e serali, con possibili disagi che l'ordinanza cerca di prevenire. La Giunta Comunale, nella seduta di ieri, ha approvato una delibera di modifica al regolamento del Corpo di Polizia Locale che consentirà agli agenti di avere in dotazione nuovi strumenti difensivi di autotutela. Tali strumenti, quali la mazzetta di segnalazione e lo spray antiaggressione a base di acqua con erogazione a getto balistico, non consistono in materiali di armamento, ma hanno scopi esclusivamente dissuasivi. Sono in effetti mezzi di autotutela, anche a garanzia per i cittadini, in quanto privi di effetti lesivi. Tuttavia assicurano una maggiore efficacia delle attività della polizia locale. L'assegnazione degli strumenti non sarà casuale, ma andranno esclusivamente a chi effettuerà un apposito corso di addestramento all'uso, alla formazione relativa ai presupposti di legge che consentono l'eventuale utilizzo di tali sistemi e che supereranno una verifica ad hoc. Una seduta in tono minore, quella di stamane nel Consiglio Comunale di Chioggia. Fluida l'ha definita il presidente Andrew Bullo, riferendosi al veloce smaltimento di una decina di argomenti all'ordine del giorno, anche per l'assenza bilanciata di numerosi esponenti sia della maggioranza che dell'opposizione. Questi ultimi in particolare erano tra i promotori di tutte le mozioni presentate alla discussione di un'assise convocata per continuare i lavori del 7 maggio scorso, tanto che alcuni di questi testi sono stati rinviati ormai da mesi. Al netto delle polemiche relative al giorno e orario della ripresa e alle pregiudiziali cadenti sull'ordine del giorno Naccari in merito alle consulenze esterne in materia di urbanistica e lavori pubblici, il consigliere ex 5 Stelle lo ripresenterà, parole sue, più cattivo e pesante di questo, visto che c'è chi fa il furbo, la mattina si è incentrata sull'ipotesi di adeguare al reddito familiare la quota comunale dovuta per i servizi scolastici. Un'idea lanciata dallo stesso Naccari assieme a Maria Chiara Boccato, gli ex grillini del gruppo misto, alla quale la maggioranza stellata ha votato contro, sostenendo che le cifre sono in linea con quelle nazionali, nel raggio tra 15 e 35 euro a persona. Da un lato le opposizioni sostenevano che nel conto ci fosse anche la refezione oltre al trasporto e che le somme fossero maggiori da sostenere. Dall'altro la consigliera Busetto del Movimento 5 Stelle ha postulato che se si fosse approvato l'adeguamento esso avrebbe comportato aumenti anche per tutti gli altri genitori coinvolti.
Gli interventi del sindaco e della dirigente Daniela Ballarin, la quale ha confermato che le famiglie hanno la possibilità di pagare i servizi a tranche, ha portato al voto che ha respinto l'ordine del giorno, con 11 contrari e 5 favorevoli. Torna a prendere la via del mare il cargo Hala B, che lo scorso 26 febbraio aveva accusato un incendio a meno di 3 miglia dal porto di Chioggia. Questa mattina attorno alle 10 la nave è stata guidata fuori dalle bocche di porto dal rimorchiatore d'Altura Paraggi e da un'altra imbarcazione di servizio e si è diretta al porto greco di Calcide. Ancora lenta la velocità di crociera iniziale, meno di 4 nodi, pari a 7,3 km/h. Le operazioni si sono svolte con qualche ora di ritardo, erano infatti previste ieri, ma il maltempo ha suggerito di rinviarle a oggi. In questi mesi la nave è stata ormeggiata per le riparazioni alla banchina V6 di Valdario. L'incendio si era sviluppato alla sala caldaie. Pronto l'allarme lanciato dalla Guardia Costiera e ai Vigili del Fuoco, i quali sono rimasti impegnati tutta la notte successiva per domare le fiamme. L'equipaggio di 18 uomini era stato comunque evacuato senza che vi fossero feriti né intossicati. Il cargo allora era partito da Trieste per trasportare legname nell'Adriatico. Al via oggi a Rosolina un nuovo cantiere che prevede la sistemazione della chiavica Cannelle che Pesca ricadente lungo gli argini di prima difesa a mare. Il manufatto, risalente agli anni 60, risultava in cattive condizioni di conservazione, soprattutto con riferimento a diverse parti delle superfici in cemento armato. I gargami su cui scorrono le paratoie sono in parte occlusi o danneggiati, senza un profilo definito che impedisca un'ermetica chiusura delle paratoie stesse, ancora sollevate da rudimentari sistemi a carrucola. La chiavica verrà messa in asciutto con fornitura e posa di palancole Larsen. La canna verrà pulita con ripresa dei getti e dei ferri riguardanti tutta la struttura. Quindi ci sarà il rinforzo delle spalle del manufatto con costruzione di nuovi gargami in cemento armato, il posizionamento di paratoie in acciaio, la fornitura e la posa di carpenteria metallica in acciaio per favorire l'accesso alla chiavica e agevolare le manovre delle paratoie e dei panconi. Verranno inoltre ricostruiti gli argini a mare limitrofi alla chiavica e sistemati i pennelli danneggiati dalle mareggiate che proteggono il bacino del manufatto, così anche le vicine chiaviche di Gorgo Segà e Casone Segà. La Regione ha impegnato 400.000 euro per le opere che termineranno in autunno. Le nuove schede ospedaliere regionali, valide per il territorio dell'ULSS 3 Serenissima di Venezia, sono state presentate questa mattina nella sede centrale di via Don Tosato a Mestre, alla presenza del direttore generale Giuseppe Dalben. Le schede hanno tenuto conto dell'evoluzione demografica, meno nascite e aumento della popolazione anziana, ed epidemiologica, con più malati cronici e fragili, e vanno lette di pari passo col nuovo piano sociosanitario veneto, dove rispetto al passato viene accorciato il percorso tra ospedale e territorio, interessando le cure intermedie, le cure territoriali e le cure residenziali. Con la nuova programmazione, nell'ULSS 3 sono previsti 2.213 posti letto, con un aumento rispetto a quelli attuali di 59 unità in più. Di questi 2.213 posti, 1.681 sono pubblici, mentre 532 sono privati convenzionati. I posti letto che aumentano sono quelli dell'area chirurgica e della riabilitazione, mentre diminuiscono quelli dell'area materno-infantile proprio per l'analisi demografica. Complessivamente nell'ULSS 3 sono previsti 266 posti letto di strutture intermedie, ovvero 153 in più rispetto alla situazione attuale fra ospedale di comunità, unità riabilitativa territoriale e hospice. Sono inoltre previste 97 apicalità. Nel distretto sanitario di Chioggia sono previsti 183 posti letto, ovvero 21 in più rispetto agli attuali, con particolare attenzione all'area riabilitativa che conquista una apicalità e l'introduzione del nuovo servizio di procreazione medicalmente assistita. A questi posti letto ospedalieri vanno aggiunti anche quelli delle strutture intermedie, cioè 20 per l'ospedale di comunità e 5 per l'hospice che andranno costruiti.
Amici caristi di Nato Azzurra e Meteo Brollo, un buongiorno a tutti voi. Dunque, ennesima giornata in compagnia di una situazione atmosferica tipicamente tardo autunnale più che tardo primaverile. Il tutto è dovuto per l'entrata in scena ieri sera e questa notte di una nuova perturbazione scandinava che ha creato l'ennesimo vortice ciclonico sul bacino del Mediterraneo e che ci terrà compagnia naturalmente con cieli coperti e piogge di modesta entità per buona parte della giornata, per poi migrare verso sud e lentamente donarci un giovedì leggermente migliore. Quindi una giornata che si apre con cieli coperti, spesso caratterizzati anche da piogge intermittenti, colpi di vento di bora in mattinata e poi lentamente da nord-ovest nel pomeriggio. Temperature molto basse questa mattina, tenderanno ad alzarsi qualche grado nel pomeriggio, ma probabilmente non supereremo i 12-13 gradi. Quindi ennesima frattura del tempo in questo maggio che verrà sicuramente ricordato per le sue temperature molto basse, nevicate eccezionali fuori stagione e soprattutto anche per la quantità di precipitazioni cadute veramente da record. Poi le cose lentamente tenderanno a cambiare dopo un paio di giorni di pausa, perché tra venerdì e sabato si interromperà questo flusso scandinavo, proprio perché l'alta pressione che stanzia sull'Atlantico in questo momento si sposterà verso latitudini più elevate, lasciando scoperto il campo a infiltrazioni di aria fredda oceanica che saranno la genesi naturalmente di una purtroppo weekend ancora abbastanza incerto ed instabile. Con questo vi saluto e ci sentiamo domani.